A ridosso del delta del Po Veneto, dove il sole ogni sera sembra toccare il mare, si trova l'Osteria Arcadia. Una storia giovane ma con le radici che affondano nella tradizione degli allevatori di cozze del delta. Ed è proprio qui che la tradizione culinaria del delta incontra la tradizione montagnanese nella terza delle serate dedicate ai tesori tra le mura sulle tavole di tutti i giorni, la rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del montagnanese. L'Osteria Arcadia, avete capito, è mia mamma, il nome di mia mamma, compie 6 anni a giugno, il 22 di giugno, ci ha dato moltissime soddisfazioni, piccola osteria, numeri contenuti, però devo dire che in questi 6 anni ci ha regolato tantissimo. Mio marito è pescatore, allevatore di cozze e vongole, mio papà e mio fratello allevatori e pescatori di vongole. L'osteria è nata perché mio marito ha iniziato l'attività di pescaturismo, la gente continuava a chiedere dove vado a mangiare e l'idea c'è nata di fare sta cosa, di dare un'offerta a queste persone che vogliono visitare il nostro territorio 360 gradi, quindi escursioni in barca, conoscenza del territorio via fiume, laguna, mangiare, quindi ti faccio vedere dove alleviamo i nostri prodotti, dove li compriamo e quindi te li presentiamo sotto forma di ricette di mia mamma, ecco. Poi alla fine giri in bici, pernottamento e vai a casa con i prodotti tipici. Un menù semplice e raffinato, quello servito sulle tavole di Arcadia, in abbinamento ai prodotti del montagnanese. Una trasferta al di fuori delle solite zone, a più di 100 km dal luogo d'origine del prosciutto veneto Berico Euganeo DOP del prosciuttificio Brianza e dalla frutta e verdura bio di Vasco Franceschi. L'abbinamento riuscito tra i prodotti del montagnanese e del delta del Po Veneto è anche stavolta accompagnato dalla selezione dei vini della cantina di Merlara. Questa sera avremo modo di degustare alcuni vini. Per l'occasione io apro questa serata con un ottimo vino, un buon prosecco prodotto dalla cantina Merlara con il gruppo Collis, un ottimo perlage filigranato, colore trasparente, bellissimo. I profumi classici del nostro prosecco, la mela, la frutta matura, soprattutto il terroir, quindi abbiamo presente anche il terreno, la roccia e quindi sentiamo i profumi particolari del nostro terreno. All'assaggio si presenta morbido, piacevolissimo, intrigante. Direi che con i pesci questa sera nella serata si comporterà meravigliosamente bene. Direi che l'abbinamento di questa sera sia meravigliosamente ben portato, apprendolo con questo meraviglioso prosecco. La signora Arcadia e la sua famiglia si sono sbizzarriti nel creare un menù che potesse dare risalto ai prodotti presentati stasera, creando insoliti gemellaggi. Questa sera è stata la bella idea di fare questo gemellaggio tra Montagnana e l'estremo delta del Po, perché effettivamente noi ci troviamo nell'estremo delta del Po Veneto, la parte più grande, la zona naturalistica, quindi un abbinamento tra questi asparagi, i 3 asparagi, il bianco, il violetto e il verde, in abbinamento con il nostro pesce, con i nostri molluschi. Quindi partiamo da un antipastino con delle sfogliatine fatte in casa, con i meloni nostri, con il prosciutto crudo di Brianza, poi andiamo avanti con il violetto crudo, con prosciutto crudo croccante e un aceto balsamico e parmigiano, quindi iniziamo molto in modo leggero. Poi si passa a un tonno alla francesca. Cos'è il tonno alla francesca? È un filetto di tonno freschissimo, arrotolato con del prosciutto crudo, brustolita la parte esterna e poi rimane morbido. Abbiamo il piacere di avere il prosciutto nostro sulla tavola qua a Santa Giulia e speriamo che sia una piacevole sorpresa. Il prosciutto è arrivato qua e sono orgoglioso che sia arrivato in questo posto che è meraviglioso, in questa oasi di pace e di tranquillità, e per me è una grande soddisfazione. Primo piatto, una casereccia fatta in casa, nell'impasto si è messo il nero delle seppie nostrane, condita con cozze, quindi un sughetto di cozze nostre allevate direttamente da noi, le uniche cozze DOP a livello nazionale. Perché vengono allevati in una zona di acqua salmastra, fondale basso e produzione molto limitata proprio come di quantità e come di periodo. In questo sughetto noi abbiamo aggiunto il tris di asparagi, quindi cozze, asparagi violetto, bianco e verde. Per finire, fritturina lagune mare.
partendo dalla laguna ci sono le cozze fritte, poi arrivando al mare ci sono le sarde in panà, cioè vuol dire spinate, imbevute d'uovo e nel pane poi fritte, i sardoni che sono le alici e i calamaretti nostrani, calamaretti spillo, quindi anche qua abbiamo ricercato anche la tipologia di pesce da presentare, ecco, non è il banale, ma è anche quasi una cosa ricercata, perché purtroppo nessuno più conosce questo tipo di frittura. Questo tipo di frittura è accompagnata da un asparagio bianco, cotto a vapore, completamente a vapore, condito con una salsina a base di burro e limone. Per finire arriviamo ai dolci, abbiamo fatto un bis di dolci. Fragole biologiche, sempre di Montagnana, condite con del maraschino, del zucchero di canna, e con sopra del gelato fatto in casa, gelato allo zabaione e il fior di latte, in abbinamento una crema mascarpone al limoncello. Questa sera presenteremo anche le fragole. Nonostante la stagione avversa, siamo riusciti a produrre una discreta quantità di fragole e anche discretamente buone. Adopero il termine discretamente perché purtroppo la mancanza di sole penalizza la dolcezza delle fragole, ma nonostante la stagione siamo riusciti a salvarle con dei prodotti sempre col sistema biologico, naturali, e siamo riusciti a dare anche quella delicatezza e quel gusto dolce che è tipico della fragola, che noi cerchiamo di far conoscere e apprezzare. Immancabile il saluto del presidente di Coop Services, Terenzio Zanini, che ha reso possibile l'iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e la GCI Veneto. A sostegno della serata, l'amministrazione comunale di Montagnana, il consorzio di tutela Vini Merlara Doc, Credi Veneto ed Eurocoltivatori Veneto. L'ultimo appuntamento di Tesori tra le mura sulle tavole di tutti i giorni si svolgerà il 6 giugno a Chioggia e la serata di gala finale a settembre presso l'Istituto Professionale Alberghiero di Montagnana.